Parlare di clima non è una moda, ma una necessità, soprattutto se l'obiettivo è programmare attività umane ed economiche nel medio e lungo periodo, perché se non gestito, il cambiamento climatico impatterà molto più del Covid sulla salute delle persone e delle imprese. Vaia è stato solamente forse l'inizio di qualcosa che noi dobbiamo essere in grado di quantomeno gestire, perché poi gli eventi climatici non ne abbiamo il controllo, ma dobbiamo avere il controllo del nostro territorio. Parte da qui il progetto elaborato in rete da Enel Foundation, Venice International University, Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici e Confindustria Belluno Dolomiti. Abbiamo calcolato quali potrebbero essere le variazioni del rischio, perché questo ci è sembrato un modo molto, speriamo, efficace di farlo. Ognuno di noi ha esperienza diretta degli estremi di clima che ha subito. Il messaggio che noi abbiamo cercato di dare è quello di capire in futuro quanto potranno aumentare o meno i danni da questi eventi estremi. Lo studio, unico a livello internazionale, lancia il cosiddetto metodo Belluno. Qui abbiamo trovato un territorio fantastico con una collaborazione perfetta con Confindustria e i decisori pubblici, ma l'idea del progetto è di creare un metodo. Speriamo che il metodo Belluno possa essere scalabile, siamo certi che sia scalabile, ma dobbiamo trovare le condizioni di collaborazione che abbiamo avuto su questo territorio. Tra i dati emersi dall'analisi dei modelli climatici significativi quelli relativi al futuro prossimo che guarda al 2026. Ci si può aspettare in un futuro più lontano, ma sempre di interesse per un investimento economico, delle riduzioni del numero di giorni di sciabilità dell'ordine anche di 10 o 12 giorni. Il presidente della provincia Padrin plaude all'iniziativa. Per migliorare la qualità della vita dobbiamo cogliere questa opportunità. La fragilità del territorio della provincia di Belluno è sotto gli occhi di tutti. Qui abbiamo l'occasione di fare finalmente prevenzione e di mettere a sistema quello che io sabato ho dichiarato l'esempio del Vajont.